cos'è l'Osteria del Piolo e soprattutto con la tua esperienza di oltre 40 anni di enogastronomia che cosa hai voluto creare? Abbiamo riportato alla luce un pezzo storico di Imola, è un ristorante che era in voga negli anni '80 e poi dopo si è perso, non so per il motivo, e abbiamo cercato di ricreare dentro questa porta una cucina romagnola, pura romagnola, con vini del territorio, prodotti del territorio, tutto a chilometro zero. Particolarità architettonica già dall'ingresso dell'Osteria del Piolo. Descriviamo esattamente il percorso per chi non è mai venuto. Indubbiamente, essendo una porta storica, chiaramente del 1400 non si poteva fare più di tanto, infatti tu entri da una porticina molto stretta in cui alla tua destra ti trovi già il segno del 1400 che è lì, poi dopo o si scende giù in cantina o se no che lì c'è il discorso dei vini, facciamo aperitivo in cantina, queste cose qui. Nei piani superiori c'è il discorso della ristorazione che ha due sale, una sala di mezzo e una bellissima terrazza che d'estate verrà aperta. La taverna ad esempio non ha niente a che fare con il discorso di ristorazione, ho voluto proprio creare un posto in cui uno entra all'Osteria del Piolo ma non deve essere legato a un discorso di ristorazione, può benissimo venire giù, bersi un bicchiere di vino e magari mangiare la pizzeria a fianco. Il secondo piano era una piccola sala, si chiamava Corpo di Guardia, con una piccola terrazzina come entra dentro sulla sua destra e in fondo c'era questo finestra in cui si vedeva un tempo nel 1400 se arrivavano qualche ladro, qualche cosa e venivano, infatti si chiama Porta di Guardia perché c'era la guardia lì che guardava appunto fuori. Dopodiché c'è una scala di sasso che porta su alla terrazzona sopra, che nel 1400-1500 fu coperta, perché allora era tutta scoperta e lì ci stanno più di 40 persone e quella durante l'inverno viene sfruttata chiaramente con il suo riscaldamento tutto e d'estate viene aperto tutto in modo che la gente possa vedere le bellezze di Imola dalla Porta Appia. Qual è il menù che potremmo suggerire a chi magari non è mai stato all'interno dell'Osteria del Piolo, partendo dall'antipasto? L'antipasto chiaramente il nostro tagliere, i nostri affettati di zona, di Mora Romagnola e questi chiaramente o con i formaggi che abbiamo diverse aziende qui della zona in cui hanno pecore, mucche, questo diciamo che è caratteristica della nostra Romagna. Prima c'è lo strichetto non è altro che una farfallina rovesciata, che tanti mi dicono una farfallina, non è una farfallina, perché è tutta pasta fresca che facciamo noi altri, ma all'incontrario, viene chiusa all'incontrario, è per quello che diventa uno strichetto. E il secondo chiaramente stiamo sulla carne, sul Moro Romagnolo, stiamo su una bella tagliata, che è quella cottura naturalmente media perché sennò non si mangia. Accompagnata con un po' di aceto? Balsamico di Modena. E poi concludiamo con un dolce tipicamente romagnolo. È o il mascarpone o se no questo non preferisco io, è la zuppa inglese. E questo diciamo che sono i piatti proprio puri romagnoli, puri della nostra zona. Se dovessimo accompagnare con un buon vino, quale esattamente calice scegliere? Podere delle Rocche, il Signorello o Mastro Rosso, che sono due vini, due buoni sangiovesi qui della zona nostra. L'Osteria del Piolo oggi è per voi? Forse è rimasto uno dei pochi ristoranti in cui si mangia ancora romagnolo.